Graziano Viale, nato 59 anni fa su in Veneto e da 38 anni vivo qua in Sardegna con famiglia e 3 bambini. Faccio artigiano di maschere in cuoio, come vedete, e mi diverto a lavorare, diciamo, tutta la stagione, di solito a Tarros, con il contatto diretto con la strada, con i turisti, con addetti ai lavori, con anche gruppi di teatro e personaggi che poi mi hanno organizzato mostre o laboratori anche in Italia e all'estero. La mia attività è principalmente volta a creare oggetti che poi vengono utilizzati, usati, quindi teatri, gruppi di danza, anche con le maschere sarde, anche con le maschere tradizionali. Poi ovviamente c'è il lato artistico e quindi diventa la creatività di oggetti, di arredamento, di bellezza e semplicemente decorativi. L'artigianato per me è creare con le mani e con la propria fantasia degli oggetti che poi possono essere utili, nel senso mio, per esempio pratico, di teatro o di danza, o semplicemente oggetti anche di arredamento e di bellezza. Creare un oggetto con queste energie, con questa passione, arriva a dargli valore aggiunto realmente di bellezza, di oggetto prezioso. E deve essere fatto con la giusta passione, con i giusti tempi, altrimenti si arriva a perdere tutto questo. Lo scopo ottimale è quello di raggiungere una persona, una casa o una persona che lo possa utilizzare e passare questo messaggio di bellezza a questa persona o a questa casa.